3, 2, 1, Ah Giulia sì, Patrizio, è vero, ma News, è svegliato. Sì, stavo sì, vabbè, dormendo. Visite del turismo, eccetera, Va bene. eccetera. Allora, Vediamo. senti, no, senti una cosa, ma Sì. cos'è sta roba che c'è a Venezia? C'è scritto, una notizia che c'è una gondola che fa avanti e indietro sul Canal Grande per No, portare i turisti? no, no, una falsa notizia. No, No. come c'è la notizia, il Canal Vabbè, allora te Grande lo dico, però è un problema con perché 70 centesimi. è vero, allora a metà Eh. del Canal Grande c'era un servizio per i residenti, con 70 centesimi tu potevi attraversare il canale senza prendere il vaporetto e far tutto Che il fa giro. tutto quel giro. Benissimo, poi dopo hanno detto vabbè, se un non residente vuole usarlo con 2 euro invece di un vaporetto che costa più di 9. Insomma, morale, che i turisti l'hanno saputo, perché adesso naturalmente sulle guide, certo, sui c'è social scritto. c'è tutto, per cui c'è sempre la fila e naturalmente i residenti si incassano perché non riescono a usare il loro Beh, ma traghetto. questo è il grande problema dell'overtourism, il Certo. grande problema. E poi tu cosa stai a fare a Venezia? Ma cioè, cosa stai a Venezia? Ma vieni in campagna, cosa stai a fare a Venezia? È per forza l'overtourism, il casino. Ma ormai l'overtourism c'è anche a Bologna, naturalmente Ma c'è a Firenze, dappertutto, per c'è quello a che Mantova, bisogna c'è a andare Milano, c'è per dovunque. quello che bisogna andare in campagna. Infatti io sto facendo un filmato proprio su questo tema, la fuga dei giovani dalle città verso le colline, probabilmente le montagne, le colline, in un luogo di pace dove ricostruire praticamente la vita in un modo diverso, completamente diverso. E quindi si intitolerà Ritorno al Medioevo. È che non so come si vogliamo ricordare, beh, però sì. comunque i disobbedienti. Vabbè, vai avanti che Dai. c'è una notizia a Firenze. Cosa c'è a Firenze? Cosa c'è a Firenze? Cosa c'è? Torna il BTO, Sì. By Tourism Online, Oh, l'hai detto bene. dall'11 al 12 novembre alla stazione Leopolda, famosa per me. Si parla di turismo digitale e innovazione. Ci siamo sempre andati al BTO ed è sempre stato molto interessante. Si discute anche di sostenibilità, intelligenza artificiale e nuove strategie di ospitalità, perché il problema è proprio questo, no? E Firenze è davvero avanti rispetto a questo tema dell'overtourism e dell'ospitalità diversa. La direzione scientifica infatti è del nostro amico Francesco Tappinassi, che insomma da tempo ne abbiamo parlato tanto, anche facendo tutti questi filmati che abbiamo fatto sulla Toscana, per esempio un luogo alternativo, la Toscana diffusa, no? Tutto il Casentino, il Mugello, un luogo alternativo, naturalmente le Ville Medice, no? Ecco, sono tutte cose che abbiamo raccontato anche perché appunto con Francesco Tappinassi che insomma incalzava su questo tema. L'importante è andare in giro se si può, in eh. treno. Perché in treno? Allora, in treno, sì. io ho ancora una grandissima nostalgia dei treni notturni. Ah, che bello. Si andava per esempio con Tellò da Venezia a Parigi, per non parlare dell'Orient Express, eccetera, eccetera. Ma si andava anche da Bologna a Otranto, voglio dire, Certo. no? Però Allora, adesso non so. i treni notturni tornano di moda. Che bello. Perché? Perché viaggiare di notte in treno non è solo una scelta ecologica, ma anche una soluzione comoda e conveniente. Lo dice Back on Track, questa organizzazione, movimento bello. europeo che promuove la mobilità ferroviaria. Bellissimo. Perché c'è uno studio del Ministero dei Trasporti tedesco che dice che i treni notturni, rispetto agli aerei, producono in media 28 volte in meno di emissioni. Infatti, guarda, cioè è inutile, come dire, prendere l'aereo per andare. No, adesso personalmente io credo è inutile andare da Bologna a, che so, a Foggia, non so adesso dove possa arrivare, ma c'è, dai, La Fucetta, si ma prende una ci sono Fucetta. ancora No, in Italia. davvero, è molto meglio, no? E si passa la notte, dormi E poi ti svegli la poi ti mattina. svegli e hai tutta la giornata per viaggiare. Anche per perché lo stesso Ryanair ha dichiarato che è ormai finita l'era dei voli a corti, prezzi stracciati. Ah sì, no? Per cui anche per quindi, Comunque insomma, le ferrovie austriache riprendono a fare queste lunghe percorrenze notturne. Bello. Devo dire che anche Trenitalia non ha mai abbandonato
una serie di tratte: Roma, Palermo, Torino, Salerno, Reggio Calabria, Sì, Milano. però vedi, posso dire, Dillo. cioè dovrebbero essere confortevoli, dovrebbero essere, infatti- non per dire fermarsi tutte le stazioni, cioè che poi che io sento anche se mi metti i tappi, non Guarda, so come dire, aspetta, dovrebbero essere più mi hai letto nel pensiero, anzi hai letto nel più pensiero Oriente Express. mi hai letto nel pensiero dell'Unione Europea, che aveva progettato di fare dei treni molto confortevoli, con wifi, insonorizzati, Sì, la cuccetta, il bagnetto, eccetera. Sì, ma i fondi che aveva destinato a questa promozione, dove sono andate a finire? Sì, li ha usati per investire nelle armi. Ah, E per cui allora non se ne fa più niente. e non se ne fa più niente, col cavolo che vi facciamo viaggiare comodi. Vabbè. E poi posso dire una cosa Ma ne cosa hai che già mi dette manca 3. moltissimo per dire, sui treni a lunga percorrenza sono i ristoranti, dai, era bellissimo. Vabbè. Era bellissimo. Senti, comunque io so che tu ti sei occupata degli etruschi viaggiatori. Sì, mi hai letto anzi, nel pensiero. Navigatori. Mi hai letto nel pensiero, No, l'ho letto cioè esatto, Bene, allora, a proposito di viaggio, bisogna pensare e ricordare come appunto un'archeologa, appunto la Pettena, che io avevo intervistato, ci ricorda che gli Etruschi erano navigatori, cioè noi pensiamo sempre agli Etruschi, oh che bello, avevano le mucche, avevano le cose, avevano le robe, sì è vero, ma erano dei grandi navigatori, cioè dei commercianti per primo, e avevano anche la caratteristica, diciamo, dei popoli nordici di fare anche razzie, cioè attenzione, e quindi la nave, la barca per gli Etruschi era importantissima, avevano queste barche cucite, ma avevano anche delle barche enormi che contenevano tante derrate. Sì, ma perché ne È sai? la cosa che si è vista e si vede andando al museo etrusco e andando alla tomba della nave. A Tarquinia. A Tarquinia. Perché siamo stati a fare un viaggio a Tarquinia Cerveteri. Esatto. Questo è un assaggio. Trovate tutta la serie sul nostro sito Italia Slow Tour. Intanto un assaggino. Per vedere la tomba della nave bisogna andare al museo. Siamo abituati a pensare agli Etruschi come gente di terra, no? Coltivavano la terra, ma non solo, erano grandi navigatori, probabilmente arrivarono anche in questo luogo assieme a Tirreno, questo è mitico, no? Il loro re, ma non solo, insomma, erano grandi commercianti via mare. Io sono qui per andare a vedere la tomba della nave. Abbiamo una grande nave Ma molto grande, è quasi una caravella e poi ha 2 alberi. a 2 alberi con le vele spiegate. La nave è all'interno di una scena più ampia, c'è il mare azzurro Ah, certo. e ci sono altre barche più piccole che stanno probabilmente portando. Quindi addirittura è una nave da carico che veniva rifornita in alto mare, neanche al porto, anche qui se c'è la scogliera, ma se c'è una scogliera non poteva entrare in porto, quindi veniva rifornita dalle altre barche che portavano il materiale. Quindi aveva ragione questo signore, era molto orgoglioso, cioè perché aveva veramente una nave importante. Certo. Infatti più in là, a rimirare la sua barca, c'è il proprietario della nave, che è il defunto, che però si fa rappresentare in una scena di banchetto con suonatori, danzatrici e servitori nudi. I servitori erano nudi e in questo caso questo servitore viene guardato da questo signore seduto sul triclinio vicino a una possibile moglie, diciamo, in modo un po' equivoco, diciamolo pure, perché sì, può darsi che gli sta chiedendo qualche cosa da bere, ma c'è anche un'altra possibilità. La moglie da canto suo sta guardando in un modo molto intenso questo suonatore. È buffo, no? Che in una tomba in fondo la gente non sia immobile, messa in modo fotografico, in modo ieratico, ma sia veramente in una scena casalinga, normale. Questi etruschi gaudenti e libertini
scandalizzavano a suo tempo i romani anche per la libertà delle loro donne e a noi piacciono da matti. Ecco, abbiamo consumato il tempo, adesso dobbiamo salutare. Sì, ma il TG del turismo bisogna dirlo, perché è così breve? Ho capito. Giusto qualche secondo per ricordarvi che esiste Per Caso TV. Appunto. La potete vedere dove volete, sul computer, sullo smart TV, anche sul telefonino. Su Rakuten TV, che mi ricordo. Samsung sì, TV Plus, ma Amazon ma dai, Prime. dappertutto. Ok. E trovate delle novità anche, non so... Non andate mai in onda! Cose non andate in onda, Esatto. fondamentali e Inedita. bellissime. Abbiamo Vai. anche degli ambassador adesso, giusto. degli amici che fanno i loro filmati e stanno dentro in Per Caso TV. Pensa Dai, no. alla Vai. prossima, ciao. Ciao, abbiamo il tempo, sempre colpa mia naturalmente. Ciao. Beh.